Sono stati circa 24.000 gli atleti che oggi hanno corso a Padova tra la maratona, la mezza maratona e le stracittadine. A vincere la Padova Marathon nel percorso dei 42 km è stato l'eritreo Shumai Mogos Solomon in 2 ore 12 minuti e 23 secondi. A seguire sono arrivati i kenioti Paul Maina in 2 ore 12 minuti e 35 e Omiso Stephen Arita in 2 ore 15 minuti e 49 secondi. Nel femminile a trionfare è stata l'etiope Makasa Amare, segnando un nuovo tempo record per la categoria in 2 ore 29 minuti e 18 secondi. Circa 4.000 i runner che nella giornata di oggi hanno affrontato il percorso pieno, attraversando Padova, Selvazzano, Teolo e Abano Terme. Oggi il caldo ha sicuramente fatto la differenza e molti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa. Grande l'impegno organizzativo anche per quanto riguarda la sicurezza. In centinaia sono scese in campo tra polizia, carabinieri, vigili urbani, protezione civile e volontari per garantire la sicurezza lungo tutto il percorso. Mattinata di passione per tutti quelli che dovevano muoversi con gravi disagi alla viabilità dovuti alle strade chiuse. Swisher Channel News, Padova.